Un diciottenne e un 24enne di origini tunisine, gli stessi che a fine giugno erano stati denunciati per aver occupato abusivamente insieme ad altri connazionali un immobile dismesso in via dei Mille a Mogliano Veneto, sono stati arrestati dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in concorso. I due in via Casoni, sempre a Mogliano, hanno forzato gli infissi di un'abitazione temporaneamente non occupata per bivaccarvi. Allertati da alcuni cittadini, i militari dell'Arma sono giunti sul posto trovando i due in evidente stato di alterazione psicofisica. Prima hanno opposto resistenza, poi hanno tentato di scappare, infine sono stati immobilizzati con la forza. Il giudice ha disposto per entrambi il divieto di dimora in provincia di Treviso e l'obbligo di presentazione 3 volte a settimana negli uffici di polizia a Mestre, località dove i due hanno dichiarato di dimorare. Già all'epoca dell'occupazione di via dei Mille per loro era stata avviata la procedura di espulsione. Trattenuti nel centro di permanenza per i rimpatri di Bari, erano stati rilasciati perché il giudice di pace del capoluogo pugliese non aveva convalidato il provvedimento.